Sono veramente molto contento di essere qui oggi perché direi che la partnership, l'alleanza, la collaborazione, insomma l'amicizia con Verso Nord è un po' la partnership ideale per un'associazione come la nostra. Non voglio spendere parole troppo edulcorate nei vostri confronti solo perché mi avete avuto la gentilezza di invitarmi. Dico la partnership ideale perché la vostra realtà, poi la realtà di molte persone che vedo qui, è una realtà con la quale diciamo, la sintonia con Italia Futura è una sintonia molto forte sui contenuti e anche sulle forme del vostro lavoro. Sui contenuti ne ho conferma, avendo ascoltato adesso gli interventi di Susta, di Vianello, insomma contenuti impegnativi, ambiziosi, ma sui quali non potremmo essere più d'accordo. Ma su questo non mi dilungo troppo perché vorrei usare questi minuti piuttosto per raccontarvi cosa stiamo facendo e cosa faremo soprattutto. Ma dicevo una partnership ideale soprattutto delle forme della collaborazione, soprattutto per quello che voi esprimete. Io vedo qua appunto molti amministratori locali, ma anche molti esponenti di associazioni civiche, esponenti di quella multiforme realtà dell'attivismo civile e politico italiano che io credo avrà un ruolo sempre più importante negli anni che verranno. Credo che di qui a qualche anno il ruolo di realtà come la vostra, insomma di serbatori come quello che voi rappresentate, quindi un attivismo civico che è anche un attivismo politico, è destinato a crescere. Credo che se c'è e ci sarà sicuramente una risposta diversa dalla politica italiana nei prossimi anni, verrà anche da qui. E credo che ci sarà un ruolo crescente per soggetti che incarnano un po' un profilo, chiamiamolo responsabile, se prima o poi torneremo a usare questa parola che forse ultimamente è stata un po', come dire, ha perso un po' della sua forza e della sua autorevolezza, però esiste, nonostante i responsabili, un ruolo per un'Italia responsabile che ha interesse a occuparsi di problemi, alcuni dei quali sono stati indicati negli interventi di Vianello e di Susta, senza, come dire, cadere preda poi di questa nuova stagione di guerra civile che abbiamo avuto, per quanto per fortuna non guerreggiata, negli ultimi anni, negli anni della Seconda Repubblica che si avvia, io credo, alla sua conclusione. Detto questo, Italia Futura, come io credo che una realtà come la vostra e le realtà che voi rappresentate sarà fondamentale nei prossimi anni, però Italia Futura vuole essere parte di questo scenario, lo vuole essere con le proprie caratteristiche, con quello che abbiamo fatto e con quello che stiamo facendo e che faremo di diverso da quello che abbiamo fatto nei prossimi mesi. Alessio poco fa, pochi minuti fa, ci invitava a cambiare pelle. Ci invitava a cambiare pelle e a cogliere l'occasione per ringraziarlo delle parole molto generose che ha usato nei nostri confronti. Noi stiamo già cambiando pelle, anche se la pelle vecchia la conserviamo molto gelosamente perché è una pelle alla quale teniamo e che ci ha permesso di affermarci nel dibattito pubblico italiano, io credo, con qualche originalità. La stiamo cambiando perché stiamo investendo molto in lavoro territoriale. Lo stiamo facendo proprio in questi mesi, in queste settimane, e continueremo a farlo nei prossimi mesi. Cosa vuol dire il lavoro territoriale di Italia Futura? Vuol dire due cose banalmente: la creazione di alcune Italie Future regionali, che abbiamo, alcune delle quali sono già nate, noi siamo nati nelle Marche, un'Italia Futura regionale è nata nelle Marche, in Liguria, in Toscana, tra poco nascerà in Puglia, e speriamo, come succederà, ne sono sicuro, che nasca in Veneto prima della fine dell'anno. Cosa vuole dire? Cosa vogliono dire le Italie Future regionali? Non vogliono dire naturalmente la creazione di associazioni di partito, se no parleremo di circoli, di cose che voi conoscete molto meglio di me, cose onorevolissime. Però sono queste Italie Future regionali dei contenitori che ci permettono di far scendere il nostro lavoro un po' dalle altezze, a volte un po' siderali, nelle quali si è svolto finora a Roma o altrove in Italia. Insomma, abbiamo parlato di mobilità sociale, di sanità, di scuola pubblica, di industria culturale. L'abbiamo fatto, non devo essere io a dire se l'abbiamo fatto bene o male, però l'abbiamo fatto molto rumorosamente. Ecco, continueremo a fare questo lavoro rumoroso, visibile, molto alto, per così dire. Però accanto a questo stiamo già svolgendo un lavoro che è più territoriale, più radicato nel territorio, che mira a raccogliere le istanze dei territori nei quali siamo presenti e nei quali saremo presenti, e mira ad adattarsi un po' plasticamente alle esigenze di quel territorio. Il secondo obiettivo di queste nostre associazioni regionali è raccogliere, reclutare la disponibilità di figure del mondo civile, imprenditoriale, ma anche politico, dei tanti ottimi amministratori locali che esistono in Italia e che continueranno a lavorare. Noi da questo punto di vista non siamo mai stati un'associazione che ha sventolato un'antipolitica becera che ce l'aveva con chiunque svolgesse un lavoro politico e amministrativo. Noi abbiamo investito e abbiamo intenzione di investire sempre di più nei moltissimi amministratori locali, tanti di quali sono qui, che hanno svolto bene il proprio mestiere e vogliono continuare a svolgerlo bene. Questo stiamo facendo con impegno la creazione di Italie Future regionali,
e da questo punto di vista la partnership con Verso Nord è fondamentale nelle realtà in cui Verso Nord è presente, penso soprattutto al Veneto, al Piemonte, alla Lombardia e alle altre realtà del nord che si uniranno. Sono stato contento oggi di aver salutato un amico del Trentino Alto Adige con il quale cominceremo a lavorare. Ecco, dicevo, Verso Nord è fondamentale in questo nostro lavoro, lo è perché abbiamo sempre rivendicato questa nostra partnership, che non è soltanto un'amicizia personale, un rapporto di stima reciproca, ma è anche un investimento su una realtà come la vostra nella quale crediamo per le cose che dite fondamentalmente e per le realtà che rappresentate. È un lavoro politico questo che faremo, non lo è nel senso di un lavoro partitico o politicistico, però certamente è un lavoro politico quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare, come è stato un lavoro politico quello che abbiamo fatto fin dall'inizio. Noi fin dall'inizio abbiamo parlato di mobilità sociale con un termine un po' astruso che però era un termine molto politico, si riferiva a un indicatore di vitalità di un paese che in questi ultimi anni in Italia ha avuto un deperimento radicale ma che deve essere riportato alla sua vitalità attraverso scelte politiche. Diciamo che sarà un lavoro di policy, il nostro conoscerà una declinazione ancora più percepibile dai territori, dai cittadini, da tutto quello che si svolge a livello locale. In questo nostro lavoro, diciamo, punteremo sulle persone, punteremo sulla creazione di consenso e vorremo continuare a farlo e farlo ancora più intensamente insieme al Verso Nord, a cui mi permetto di rivolgere, visto che siamo in un'assemblea politica, quindi parliamo anche di politica, in senso più stretto, un solo e unico suggerimento. Quello di fare, ma lo so che gli amici che dirigono Verso Nord stanno già dedicando molta attenzione a questo, il suggerimento è molto banale, quello di dedicare una grande attenzione all'area del PDL, all'area del centrodestra, un'area nella quale, dico una banalità, è in corso uno smottamento che è ancora non immediatamente visibile, ma quelli di voi che lavorano in politica sul territorio lo sanno, ma che è uno smottamento che quando arriverà un momento avrà immediatamente, molto rapidamente dimensioni che ancora non immaginiamo. Ecco, lavorare lì, investire lì, io credo che sia una scelta politica che potrebbe essere molto 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 efficace per il futuro. Io ho sempre interpretato Verso Nord come un contenitore che non fosse banalmente bipartisan, perché non mi piace questa parola, insomma, tendo a confonderla con il distacco dalla politica. Non un'associazione bipartisan, ma un'associazione che si ponesse l'obiettivo di raccogliere quelle disponibilità civili e politiche che sono in fuga dal centro-destra e dal centro-sinistra. Ecco, investire molto sul centro-destra io credo che possa contribuire a rafforzare ulteriormente l'ottimo lavoro che state già facendo. E grazie.